Siete delle merde, venate tutti quanti, tutti non siete degni di indossare questa maglia, non siete degni di stare nel Napoli, tutti via, tutti, Sciacqua Rosa Vivagnese, tutti quanti via, tutti, non voglio più nessuno, De Laurentiis a gennaio vengono tutti quanti, vogliono una rivoluzione a Napoli, tutti se ne hanno lì. Tutti, non me ne fotte, si può chiamare Koulibaly, si può chiamare Mertens, si può chiamare Insigne, nessuno c'ha da rimanere, Callecon, tutti quanti, non sono degni di indossare la maglia del Napoli, vanno in campo solo per una soluzione, per giocare contro il Napoli, per giocare contro la società, anche oggi è nata prestazione scarsa del Napoli, ma come si fa? Il regista è Allan, che non sa nemmeno fare cioè nemmeno un garrafa, un'apertura di gioco che gliela regala a quelli del Parma che ti fanno contropiede e ti fanno gol. Tre contropiede aveva fatto Parma, un gol Kulusevski e un gol Gervinho, cioè in tre contropiedi. Noi come sempre tiriamo 20 volte in porta, un gol lo facciamo con Milik e basta. E basta, Mertens entra, ti fa fare il gol, ci fa il grosso a Milik e fa gol. Poi per il resto sempre a tirare a piccioni, la porta proprio non la vediamo più, se annanzi il portiere butta in cielo. Ma poi voglio, ma che bucate lasciamo in difesa? Questo è il Parma già doveva andare in vantaggio, mi sembra il primo tempo, secondo non mi ricordo nemmeno più. Mi stavo addormentando a aprire la partita a vedere giocare voi. Voglio, non ce la faccio, è più forte di me, non ce la faccio a vedervi giocare, non ce la faccio più. Un palo da parte del Parma, Meret che fa i miracoli, perché sennò si piglia subito 2-1. Abbiamo retto fino alla fine. A posto di essere noi andati a fare gol, quando partivano loro di contropiede erano più pericolosi di noi. E alla fine hanno fatto gol. Come sempre, voglio 5 tiri in porta fanno loro e ci fanno 2 gol. Noi se ne fa 20, 25 e alla fine quando facciamo un gol. Questo che fa capire. Fa capire tutto, ma pure il centrocampo, Fabio Ruiz rischi di là che scivola. All'anno appunto non fa un passaggio, non fa un'apertura di gioco precisa. Senza regista questo Napoli è in difficoltà, lo vogliamo capire o no? Da quando non c'è Jorginho, da quando non c'è Hamsik, un Napoli a centrocampo è morto, non c'è più gioco, non c'è il giocatore che fa girare il Napoli, non ci sta. Eppure De Laurentiis, Hamsik ha venuto e chi va a prendere Elmas, ma io già lo sapevo quando tutti quanti Elmas è forte, Elmas è un buon giocatore, ma non mi può sostituire a Hamsik con Elmas. Non mi può sostituire a Hamsik con Elmas. Mamma Carmen, mamma mia. Solo Milik si salva, Milik e Meret, basta stasera, Milik e Meret. Non salvo nessuno, tutti male. Basta, proprio questo, tutti quanti alla croce, tutti quanti. Per me se ne vanno, me ne fotto, perché io sono per la maglia, l'ho detto sempre, la maglia, i giocatori se ne vanno pure io, si giocano a così se ne hanno io. Non ne voglio. Il Parma stasera ha fatto una partita di personalità, perché giocava a possesso, quando avevano la palla loro, la gestivano come la dovremmo gestire noi, invece era il Parma a gestirla bene e noi quando tenevamo possesso palla o eravamo lenti oppure sbagliavamo i passaggi. Che è un Napoli? Questo è il Napoli. Annanzi alla porta sbagliamo, a posto di fare i calciatori voi fate i cacciatori, state a piedi palum, state a pigliare. Basta, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, amici. Io ce la faccio più, sono industriato lì. Basta, mi sono rotto proprio. Basta, ciao.